La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta in merito a presunti abusi legati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19. L'attività di indagine da parte dell'ufficio diretto da Luigi Patronaggio è stata delegata alla Questura, che ha convocato i presunti furbetti in qualità per il momento di persone informate sui fatti, per chiedere loro spiegazioni in merito alla somministrazione del vaccino. In procura sarebbero arrivate delle segnalazioni di casi di persone che non rientrano nelle categorie per cui è prevista in questa fase la somministrazione del siero, che invece sarebbe stato ugualmente somministrato. Pare che la maggior parte di queste persone sarebbero legate da rapporti di parentela con operatori sanitari. Le indagini, su cui vige al momento il più stretto riservo, sono alle battute iniziali. Pare che i presunti abusi sarebbero stati giustificati sul piano formale da alcune direttive non sempre precise e in alcuni casi contraddittorie. L'ordinanza del 15 marzo 2021, firmata dal commissario Figliuolo, stabilisce che le dosi residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento. Pare però che ad Agrigento non si possa parlare dei cosiddetti panchinari, ma di un gruppo di persone, circa 16, legate da rapporti di parentela, che si siano vaccinate al Palacongressi alle 15 del pomeriggio e non a fine giornata. Siamo con l'architetto Rino Lamendola qui al Genio Civile di Agrigento per annunciarci le novità che saranno intraprese verso il nostro settore nel corso di quest'anno, iniziative che già sono state annunciate ma che diciamo avranno un'importanza anche per il nostro futuro, per la nostra economia locale. Quest'anno abbiamo in cantiere diversi interventi su Agrigento e sulla provincia di Agrigento. Abbiamo già